Benvenuti all'edizione del telegiornale di Telemare di martedì 13 febbraio 2018. Apriamo con le notizie dalla Regione perché sono state gettate le basi per la nuova convenzione tra il Corecom, la RAI e la Regione. Scade a fine aprile la convenzione tra la Regione Friuli Venezia Giulia e la RAI e a questo proposito il Corecom ha convocato a Roma lunedì scorso il Comitato regionale delle comunicazioni e la RAI per formulare una bozza del testo della nuova convenzione che sarà siglata nei prossimi mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del contratto di servizio tra RAI e Governo prevista per marzo. L'intento è valorizzare le attività della sede regionale RAI in termini di produzione di notiziari informativi e di programmi radiofonici e televisivi, anche nelle lingue minoritarie. All'incontro hanno partecipato il presidente Corecom FVG Giovanni Marzini, per la RAI il direttore Relazioni Istituzionali Fabrizio Ferragni, il direttore Coordinamento di Sedi Regionali ed Estere Luigi Meloni e il responsabile della sede per il Friuli Venezia Giulia Guido Corso. La Regione era rappresentata dal Presidente del Consiglio regionale. La convenzione durerà 5 anni e riguarderà la produzione di programmi realizzati da e per il territorio, format internazionale e la produzione di programmi televisivi in friulano e sloveno, in linea con il carattere multiculturale e multilinguistico della Regione. Al tavolo si è anche discusso delle esigenze di ammodernamento e adeguamento delle strutture tecnologiche dopo il passaggio al digitale, dell'opportunità di una definizione condivisa dell'utilizzo delle risorse che lo Stato mette a disposizione della sede regionale ai sensi del contratto di servizio e della copertura del segnale digitale che non raggiunge ancora tutte le zone del Friuli Venezia Giulia. A questo proposito la Regione ha rimarcato il proprio impegno finanziario che consente la diffusione del segnale del servizio pubblico via satellite e mette a disposizione ricevitori satellitari TVSAT. Dall'incontro è emersa la comune volontà di qualificare ulteriormente il ruolo della RAI regionale come servizio pubblico anche in ambito internazionale, valorizzando i programmi dedicati alle minoranze linguistiche. La Presidente della Regione ha incontrato il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale per rinnovare la collaborazione tra gli enti. La Presidente della Regione ha incontrato il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, Igor Giacomini, per discutere della situazione del sistema scolastico del Friuli Venezia Giulia. La Regione ha poi ipotizzato una regionalizzazione della competenza, intesa come gestione del sistema scolastico, che comprenda la programmazione, il personale e il coordinamento con gli enti locali sull'edilizia scolastica, realizzando degli accordi tra i vari livelli istituzionali. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi, Confcommercio e Regione insieme contro lo spreco alimentare. La Federazione Italiana Pubblici Esercizi e la Confcommercio hanno organizzato a Pordenone un incontro sul tema La ristorazione dice no allo spreco. Al tavolo erano presenti, oltre all'assessore regionale all'ambiente, i ristoratori, i cuochi e i rappresentanti delle categorie legate alla somministrazione del cibo. La riduzione dello spreco alimentare è un obiettivo comune anche della Regione, che mira ad accrescere ulteriormente la sensibilità verso la prevenzione e il rispetto dell'ambiente nel quale viviamo, avviando una politica volta a ricollocare l'ambiente al centro dell'attenzione della comunità e dell'azione degli enti pubblici, partendo soprattutto dalla riduzione e lo smaltimento dei rifiuti, per lo più derivanti dagli sprechi alimentari. La Regione Friuli Venezia Giulia mira a favorire un'economia circolare attraverso il riuso e la riduzione della produzione dei rifiuti. Tra le proposte emerse nel corso del dibattito con il pubblico c'è la riduzione da parte delle amministrazioni comunali delle tariffe sui rifiuti nei confronti di chi combatte lo spreco alimentare attraverso azioni concrete. Per diffondere anche tra i cittadini la convinzione che le ricchezze energetiche e ambientali non siano illimitate, la Regione dal 2013 al 2016 ha intrapreso, insieme all'Associazione Anima Impresa e una ventina di comuni, una battaglia etica e morale contro lo spreco alimentare. Iniziative in questo verso promosse da associazioni di categoria, quindi, non possono non trovare terreno fertile anche all'interno delle istituzioni regionali. Nel 2017 è aumentato in Friuli Venezia Giulia il numero dei detenuti nelle carceri della Regione. Tra il 2016 e il 2017 è aumentato il numero dei detenuti nelle carceri del Friuli Venezia Giulia. Nella statistica fa eccezione soltanto il carcere di Tolmezzo. In aumento anche i casi di autolesionismo e i tentati suicidi.
Ne ha parlato la terza commissione del Consiglio regionale in merito ai servizi di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari del Friuli Venezia Giulia, durante l'audizione con la Giunta regionale e con il garante per le persone private della libertà personale. Si è discusso dell'Osservatorio permanente regionale per la sanità penitenziaria e del protocollo d'intesa tra Regione Friuli Venezia Giulia e Provveditorato dell'amministrazione penitenziaria del Triveneto, che rappresentano gli strumenti per la collaborazione interistituzionale a vantaggio della popolazione carceraria. A Gorizia gli ingressi in carcere nel 2016 sono stati 107 e 35 le presenze al 31 dicembre di quell'anno, passati a 149 ingressi e 55 presenze nel 2017, a Pordenone 191 ingressi al 2016 con 61 presenze al 31 dicembre, aumentati a 242 ingressi nel 2017 e 70 presenze alla fine dell'anno. Attualmente gli ingressi del 2016 sono stati 199 e 191 le presenze, scese rispettivamente a 130 e 180 nel 2017. Trieste ha registrato 508 ingressi nel 2016 e 199 presenze al 31 dicembre, saliti a 548 e 218 l'anno dopo. 323 gli ingressi a Udine con 128 presenze a fine dicembre 2016, diventati 368 gli ingressi e 155 le presenze nel 2017. Il totale degli ingressi nelle case circondariali regionali sono quindi stati 1.328 nel 2016, aumentati a 1.437 nel 2017. 579 sono state le presenze al 31 dicembre 2016, passate a 678 un anno dopo. Snocciolati i dati, è stato trattato il tema dell'assistenza primaria e quella specialistica intrapenitenziaria, parlando della presenza sanitaria nelle carceri regionali e dei percorsi diagnostici e di specializzazione esterni agli istituti. Durante l'audizione è stato reso noto che le aziende sanitarie e le carceri stanno sviluppando percorso ad alto contenuto di integrazione disciplinare anche attraverso l'attuazione del Piano regionale per la prevenzione del rischio autolesivo e dei suicidi in carcere e grazie al progetto regionale per le misure alternative per i detenuti tossicodipendenti, con programma triennale che sarà finanziato con 750.000 euro. Attuando il Piano regionale per la prevenzione del rischio suicidario e autolesivo in carcere, è emerso che il tasso di autolesionismo e i tentativi di suicidio registrati nel 2016 in Regione è più del doppio di quello nazionale. L'età più a rischio per il tentato suicidio va dai 21 ai 24 anni e sono gli asiatici e gli africani che ricorrono al suicidio in percentuale superiore rispetto ai detenuti di altre nazionalità. Il progetto ha elaborato delle strategie che prevedono la condivisione degli interventi da parte delle amministrazioni sanitarie e di giustizia, il regolare monitoraggio degli interventi e degli esiti e la definizione e l'aggiornamento di protocolli operativi tra istituto penitenziario e azienda sanitaria. Il garante poi ha registrato una situazione di emergenza in regione perché il direttore del carcere di Pordenone è lo stesso di Tolmezzo di Gorizia, con i problemi che ne derivano. A Udine si registra la peggior situazione per convivenze forzate tra cittadini stranieri che poco si tollerano causa diversità culturali o religiose e che spesso culminano in atti di autolesionismo. Il garante conclude la sua analisi dicendo che è positivo che a Gorizia sia stata tolta la sezione degli omosessuali, ma restano inaccettabili le celle prive di arredi dove i detenuti scontano le punizioni. Dati preoccupanti riguardano la percentuale sempre crescente delle reclusioni per gioco d'azzardo e dai casi di suicidio tra le guardie penitenziarie. Sindacati e istituzioni insieme per studiare delle soluzioni per la ricollocazione dei dipendenti della Eaton di Monfalcone. La seconda commissione del Consiglio regionale, insieme alle rappresentanze sindacali, a Confindustria FVG e al Comune di Monfalcone, si è riunita davanti alla Giunta regionale per discutere della chiusura dello stabilimento Eaton di Monfalcone, che lascia senza lavoro 157 dipendenti. Per i sindacati l'azienda ha avuto un atteggiamento assolutamente inaccettabile, comunicando la chiusura dalla sera alla mattina e sottraendosi a qualsiasi dibattito con i sindacati e con le istituzioni.
È ormai stato reso noto che a fine marzo tutti i lavoratori saranno licenziati e si sta cercando di trovare soluzioni alternative, magari una riconversione, coinvolgendo Fincantieri nella ricollocazione delle risorse umane. Confindustria FVG ha fatto presente la disponibilità di Fincantieri, che però è legata a un discorso di specializzazioni. Il Comune ha dichiarato che la priorità resta la ricollocazione dei 157 dipendenti e dei 40 lavoratori dell'indotto, ma non va trascurata la situazione complessiva in cui versa Monfalcone e l'intera area isontina, con l'auspicio di organizzare dei corsi di formazione per accrescere la possibilità di ricollocazione in questo territorio dei lavoratori che presto perderanno il lavoro. La Giunta, in linea con le idee degli altri interlocutori, sta elaborando delle iniziative per venire incontro ai lavoratori. Venerdì scorso, ad esempio, è stata adottata una delibera che eleva dal 50 al 75% l'intensità del contributo alle grandi aziende dell'Isontino, che assumeranno personale da situazioni di crisi conclamata e in variazione di bilancio verranno messi a disposizione 1,5 milioni di euro allo scopo. È stato inoltre attivato uno sportello per aiutare i lavoratori nella compilazione del curriculum e indirizzarli verso le aziende che cercano personale. Un accordo tra la Guardia di Finanza e la Regione semplificherà i controlli sui veicoli del terzo settore. La Regione Friuli Venezia Giulia ha sottoscritto un accordo con la Guardia di Finanza che consentirà la semplificazione dei controlli rivolti alle onlus e agli enti del terzo settore per quanto concerne l'imposta regionale di trascrizione dei loro veicoli nel pubblico registro automobilistico. Le organizzazioni senza fini di lucro, secondo la normativa regionale, sono esentate dal pagamento della tassa, purché dichiarino di utilizzare i propri mezzi esclusivamente per lo svolgimento di attività non commerciali. La Regione, stando all'accordo, invierà annualmente alle Fiamme Gialle un elenco dei soggetti che hanno goduto dell'esenzione dall'imposta e la Guardia di Finanza provvederà ad effettuare i dovuti controlli. In Regione si lavora per confermare a Trieste il centro sovraregionale per la malattia di Lyme. La presidente Serracchiani ha incontrato la direttrice della clinica dermatologica dell'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste, Iris Zallaudek, e l'ex direttore Giusto Trevisan, accompagnati dai vertici dell'associazione Lyme Italia. Lavoro sinergico tra azienda sanitaria e istituzioni regionali affinché la clinica sia confermata nel ruolo di centro sovraregionale per la malattia di Lyme. La clinica dermatologica fu indicata come centro di riferimento del Friuli Venezia Giulia nel 1993, mentre il riconoscimento del ruolo sovraregionale risale a una circolare del Ministero della Sanità del 1997. Il centro triestino, che si occupa della diagnosi e della cura dell'infezione trasmessa dalla zecca e causata dai batteri del genere Borrelia, costituisce un'eccellenza del sistema sanitario nazionale che, grazie alla scuola di specializzazione, sarà sempre più all'avanguardia nella diagnosi e nella cura della malattia, anche a fronte delle sempre maggiori richieste di interventi. La collaborazione tra la scuola di specializzazione e la clinica dermatologica ha permesso di ampliare le conoscenze diagnostiche e terapeutiche, anche grazie alla condivisione delle esperienze maturate dalla comunità scientifica internazionale. A Trieste, incontro tra la Presidente della Regione e la comunità greco-orientale. La Regione ha incontrato la neopresidente della comunità greco-orientale di Trieste, Maria Kassotakis, per discutere delle attività della comunità greca presente sul territorio. Kassotakis è la prima presidente donna di una comunità che oggi conta 120 iscritti e che ha contribuito dal 1700 in poi allo sviluppo commerciale, finanziario, artistico e sociale della città di Trieste. Kassotakis ha parlato del cimitero monumentale che sorge in Via della Pace e che necessita di costosi interventi di manutenzione straordinaria, vincolati a criteri vagliati dalla sovrintendenza. Un tema complesso rispetto al quale la Regione ha garantito un'attenzione costante. La comunità, che si riunisce nella chiesa di San Nicolò e della Santissima Trinità, è molto attiva in particolare con iniziative culturali e artistiche, attraverso produzioni cinematografiche e musicali e la diffusione della cucina tipica della Grecia. Successo per la riforma delle politiche industriali rilancio impresa. La riforma delle politiche industriali rilancio impresa, entrata in vigore nel febbraio 2015, ha riscosso il plauso del Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione del Consiglio regionale durante la presentazione della relazione della Giunta. Il documento riporta dati quantitativi e qualitativi
relativi ai nuovi investimenti, allo sviluppo del sistema produttivo, alla crescita economica e alla tutela e crescita dell'occupazione, evidenziando anche le criticità che sono emerse nel corso del tempo. Il Comitato ha espresso parere favorevole sul rapporto sulla legislazione e le altre attività consiliari per l'anno 2016 che evidenzia. Nello stesso anno, si legge nel rapporto, le leggi approvate sono state 26 ed è diminuito il numero di leggi di iniziativa consiliare. Il rapporto approderà presto nell'aula del Consiglio regionale. Il pronto soccorso come strumento efficace per la prevenzione e la denuncia delle violenze. Si è svolto lunedì 12 febbraio a Monfalcone il convegno dal tema Violenza sessuale e di genere, cosa vedere, come agire, quali obblighi, esperienze e proposte operative nei dipartimenti di emergenza e pronto soccorso degli ospedali, al quale hanno partecipato gli operatori dell'emergenza di Trieste, Monfalcone, Gorizia, Tolmezzo, San Daniele del Friuli, Palmanova e San Vito al Tagliamento, per confrontare le esperienze maturate nei rispettivi nosocomi. L'evento è stato organizzato dal Burro Garofalo, con il sostegno della Regione, con lo scopo di informare e di cooperare per fornire alle vittime di violenza interventi efficaci ed omogenei su tutto il territorio regionale. Durante il dibattito è emerso che attraverso gli ospedali e il pronto soccorso gli operatori sanitari possono avere un punto di osservazione privilegiato per l'individuazione delle vittime di violenza, potendo così attivare interventi atti a prevenire o bloccare i maltrattamenti. Tutto ciò è possibile solo se si fornisce una formazione continua al personale sanitario, con lo scopo di creare figure capaci di ascoltare e riconoscere i segnali di violenza, anche se il paziente non ne parla esplicitamente. All'incontro era presente l'assessore regionale della salute, che ha chiarito che proprio al pronto soccorso è possibile stabilire un contatto con le vittime di maltrattamenti, raccogliere i dati relativi alle lesioni ed individuare le eventuali recidive, per attivare gli strumenti giusti per aiutare i pazienti, perché nella maggior parte dei casi le vittime non si rivolgono alle forze dell'ordine o ai centri specializzati antiviolenza e quindi il pronto soccorso rimane l'unico strumento per cercare di porre fine a questi soccorsi. Secondo i dati del Burlo Garofalo, l'11% delle donne che richiede un'interruzione volontaria di gravidanza riferisce una qualche forma di violenza da parte del partner, il 4,6% dichiara di aver subito violenza fisica e l'1,8% una violenza sessuale. Tra le donne che partoriscono al Burlo Garofalo, il 2,5% ha rivelato di subire una violenza psicologica, lo 0,9% una violenza fisica e lo 0,5% una violenza sessuale. Dalle relazioni presentate è emerso che i codici rosa del pronto soccorso di Monfalcone nel 2017 sono stati 27, mentre a San Daniele tra il 2010 e il 2016 si sono registrati 454 casi di maltrattamenti. Nei pronto soccorso di Tolmezzo e di Gemona, fra il 2016 e il 2017, i casi di violenza sulle donne sono stati 209. Negli ospedali di Latisana e di Palmanova, dal 2012 al 2017, sono stati registrati rispettivamente 11 e 5 casi di presunta violenza sessuale. A San Vito al Tagliamento, nel 2017, si sono registrati 42 casi di violenza di genere. L'azienda sanitaria universitaria integrata di Trieste ha riferito che sono state 260 le donne che hanno usufruito del Sostegno Donna, un progetto avviato nel 2014 nei pronto soccorso di Cattinare e dell'Ospedale Maggiore. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, in visita alla Pipistrel di Gorizia. Ivo Boscarol, fondatore e amministratore delegato della Pipistrel, azienda di produzione di innovativi velivoli ultraleggeri, ha approfittato della visita del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Giuliano Poletti, per raccontare il lungo percorso di insediamento della sua attività a Gorizia, che parte dal 2010 e ha dovuto affrontare tanti problemi, dalla bonifica dell'intera area col ritrovamento di amianto e di 27 ordigni inesplosi, al vandalismo subito dallo stabilimento, senza dimenticare la visita di alcuni caprioli in mezzo alla pista quando l'aeroporto era ancora chiuso. Boscarol, dopo aver ringraziato le istituzioni per il supporto ricevuto in questi anni, ha illustrato lo sviluppo dello stabilimento aeronautico e ha parlato dei piani per il futuro. Per quest'anno si prevede l'impiego di 50 persone e le proiezioni parlano di un volume d'affari di 50 milioni di euro e l'impiego di 500 persone entro il 2021.
Una sosta che mi ha fatto molto piacere, mi avevano parlato molto bene di questa azienda, ma poi come sempre tra le cose che ti raccontano e quelle che vedi, quando le vedi ti rendi conto in termini molto più forti, anche in termini empatici, come posso dire, di relazione con le persone. Qui ci sono persone assolutamente in gamba. Abbiamo non solo un'azienda che pensa al mondo perché è il suo mercato, ma ha molto chiaro come essere un'eccellenza possa essere realizzato avendo così, una grande passione per la comunità dove si vive, dove si cresce. Questo binomio dal mio punto di vista è veramente molto bello, molto positivo. Adesso in anni prossimi raddoppiamo ogni anno anche il fatturato, e così che in questi 10.000 metri quadri, quando sarà tutto finito, provvediamo dai 200-230 operai massimo, e poi speriamo bene anche col progetto Uber, col progetto del 19 posti. Abbiamo abbastanza, su questi 160 ettari si potrebbe costruire ancora, penso. Mio papà era italiano, mamma era slovena, io non avevo mai problemi di confini, no? Qua io capisco che la gente ha sofferto, ha avuto dei problemi, però dobbiamo vedere nel futuro, no? Anche quando si è cominciato a parlare dell'Europa, che i confini spariranno, pochi credevano, però oggi viviamo in Europa, dobbiamo tutti sentirci europei, no? Mercoledì 14 febbraio alle ore 15 a Gorizia ci sarà il funerale di Re Carnevale con raduno e partenza del corteo da Piazza di Amicis. Giovedì 15 febbraio alle 20:30 nel Salone d'Onore del Municipio di Palmanova si terrà la rassegna Oltre confine 1918-2018, memorie, racconti e documenti della Grande Guerra. E adesso le previsioni del tempo a cura del centro Osmer ARPA FVG. Mercoledì 14 febbraio, cielo sereno ma giornata fredda, gelate notturne in pianura. I venti saranno moderati e soffierà Borino. Giovedì 15 febbraio al mattino cielo sereno e temperature basse, con gelate sui monti e in pianura. I venti saranno deboli. Per oggi è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del telegiornale di Telemare.